L'incontro odierno sui pericoli della rete è stato fortemente voluto da questa istituzione scolastica nell'ottica della continuità dell'azione educativa del dialogo scuola-famiglia, affinché i genitori, quali sono stati gli unici a essere interpellati, a essere presenti a questo incontro, fossero pienamente consapevoli anche dei nuovi pericoli del web e di quanto sia importante continuare a mantenere o avviare un dialogo con i propri figli proprio per mantenere aperta questa continua e costante collaborazione tra genitori e figli affinché questi possano essere consapevoli appunto dei pericoli dei gravi pericoli oggi presenti sul web. Ringrazio la dottoressa Amore per questa serata dedicata ai genitori sui pericoli oggi dei social che vanno dal telefonino al tablet e altri strumenti, perché è giusto che i genitori possano dire navigare va bene, ma nel modo più giusto, più corretto. E questi pericoli che sono stati illustrati dal dottor Salvo Troina sono stati recepiti dai genitori. Ci sarà qualche altro incontro poi con i ragazzi, ma è opportuno che tutto parte dalla famiglia, dal dialogo che i genitori avranno con i ragazzi in pausa pranzo. Oggi è difficile a volte che si possa avere questa opportunità, però i genitori devono essere vigilanti sui ragazzi, sull'uso del telefonino. L'incontro è stato estremamente proficuo, ringrazio il sovrintendente che ha partecipato e che ci ha illustrato veramente anche nuovi aspetti ancora sconosciuti. La scuola ha anche mostrato la propria adesione al programma del Ministero Generazioni Connesse, perché si è dotato di un gruppo di docenti che si sta formando, che poi a ricaduta avrà modo di informare e conoscere assieme agli altri docenti, condividere i nuovi modi di affrontare queste tematiche con gli alunni e il programma Generazioni Connesse presenta anche poi delle azioni di continuità con i genitori e con gli studenti. Quindi stiamo davvero lavorando a 360 gradi per essere tutti pienamente consapevoli e soprattutto affinché i ragazzi siano loro i protagonisti del web e possano sempre scegliere in maniera consapevole su come navigare e su dove andare. E questa è stata una cosa interessante. Quindi io voglio ringraziare, ripeto, la dirigente per aver dato questa opportunità alla scuola e soprattutto alle famiglie.